Allora, vittoria per chiudere l'anno, forse diciamo come prestazione non del tutto convincente, ma comunque 2 punti importanti per la classifica. Credo che la tensione della partita le ragazze l'avessero sentita, eravamo senza Marta che comunque ci dà un po' più di equilibrio in attacco, ci siamo dovuti un attimo inventare un attacco leggermente diverso, le ragazze comunque hanno fatto una buona prestazione. Schio è una squadra che mi ricorda molto noi l'anno scorso, neopromosse che stanno faticando a prendere il ritmo, però attenzione, io non vorrei trovarle ai play-out una squadra del genere. Intanto approfitto per fare gli auguri a tutti quelli che ci vogliono bene, che ci sostengono, anche oggi avevamo anche lo sponsor in tribuna e quindi è importante che per quello aver fatto una prestazione diciamo sulle nostre corde, quindi grande difesa e ci ha consentito di sbagliare qualcosa di più in attacco, anche se devo dire che le scelte non mi sono dispiaciute, poi i tiri entrano o non entrano, però abbiamo fatto una buona prestazione in attacco. E se posso, per chiudere l'anno, siccome di solito ringrazio sempre o esalto le giovani piuttosto che, oggi vorrei ringraziare le vecchie che abbiamo, vorrei ringraziare il capitano Giulia Gasparini, che lei ci mette sempre l'anima, e Alessia Perocco, che sono comunque quelle che danno ritmo a tutte le loro compagne e gli danno la sicurezza per giocare, quindi oggi voglio ringraziare loro due. Perfetto, coach. Allora si va in vacanza con una vittoria a punteggio basso, dovrai ripartire da qui, quindi strana nel 2026? Allora, ti confesso che io nella lavagnetta in spogliatoio avevo scritto 11 punti per quarto dovevamo prendere, abbiamo finito a meno di 11, così va bene. Iniziamo da.